Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva all'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura e anche di arte. De come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non ricamo del mio modo di parlare, potete andare tutti da carroide devo tramare. Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV. Il supplemento a Vernacolando, la trasmissione di Radio Padova sulla lingua veneta. Non perdiamo tempo, passiamo la parola alla Boscola. Boscola, vai! Vabbè. E ora dunque fammi vedere. Buratara. Questa è praticamente la prima parola e c'è praticamente anche da dirmi. Da dirmi che ben si intenda in italiano. E dopo, stata parola invece è il contrario, da italiano fino al dialetto. E la parola sbagliottare. E Mister X per oggi, Va bene, dai, a parte gli scherzi, Diego, sentiamo come ci traduci tu la buratara, questa parola veneta. Mi ha fatto venire in mente quando ero giovane, anzi quando ero bimbo, era un contenitore in vetro con un grosso tappo di sughero dove ci mettevamo dentro la panna del latte appena munto. Sì. Che scutendolo forte dopo un po' si solidificava un po', no? Si solidificava e veniva fuori il buttiro, quello che il buttiro di adesso. Che è praticamente un burro leggerissimo, immagino. Sì, molto leggero, sai, quelli. Veramente però era buono, costava poco e te credo. molto con la pasta e con la carne, perché a volte era la carne veniva usata anche per il buttiro si usava anche per cucinare la carne. Beh, al posto dell'olio. Sì, beh, poi anche Marlon Brando, voglio dire, usava il buttiro, anche, certo. sì, ma lui aveva un altro tipo di cucina. Per altre cose, sì, che comunque serviva questo buttiro, il buttiro. Molto denso. Ma lasciamo stare. No, cose cinematografiche. Sono cose belle, perché se ricordi anche quella famosa battuta, ora ti faccio un discorsetto sulla famiglia. Sì. Tu che sei casalinga, prendi il buttiro, cara, e tagliami le unghie. Senti, Vabbè, dai, basta. E invece per quel che riguarda scuotere, la classica sguaratata. È a sguaratare. Sguaratata è stupenda. Ok. Fantastico. Ok, Boscola, le soluzioni adesso. Prima parola. Va, cominciamo subito. Sì. Buratara. Come se che ti lo dici in italiano? Ma te lo dice la tua boscola, te lo dice. E chi altrimenti, dai? Tutta panna, sì. Casapanca per contenere pane o farina. Questo è la buratara. Dove che ti metti pane, la farina, queste robe qua? C'ho qua tanti complicati. Dunque, sbagliotare. Seconda parola. Dall'italiano fino al dialetto. Si dice sbatocciare. Eccoli. Cos'è? Manca sacchettare. Sì, è vero. Questo si dice. Bene, per la rubrica toponomastica di una città veneta, passiamo ora la parola al mio esimio collega, il professore Elkaneja. Professore, a lei la parola. Cari vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questa nuova puntata con la toponomastica veneta. Oggi siamo in provincia di Treviso, precisamente a Codogné, scusate. Dunque, il toponimo Codogné, vediamo un po',
ha origine dal latino cotonietum, dovuto alle piantagioni di melo cotogno che fiancheggiavano l'antica via romana che, passando appunto per Codognier, collegava Oderzo a Ceneda. Nel Medioevo la località venta fu centro di un'attiva comunità benedettina. Tra il XVIII e il XIX secolo, Codognier ricorda che sostarono sul suo territorio Napoleone, in transito durante la battaglia dei Camolli, e Ugo Foscolo, ospite a Villa Toderini, luogo di composizione di alcuni sonetti. Tra le attrazioni turistiche la presenza di belle ville venete, tra cui appunto Villa Toderini. Patrono il 30 novembre Sant'Andrea Apostolo. Per oggi è tutto, un saluto al prossimo appuntamento dal professor Elkaneja. Bene, per oggi è tutto. C'est ora de sarà. Alla prossima!